Grazie Laura, dunque da Berlino a Verona, 111esima edizione Fiera Agricola, è in nostra compagnia e lo salutiamo l'assessore regionale al turismo e alla promozione Marino Finozzi. Benvenuto assessore. Allora, quali impressioni di questa fiera, assessore? Insomma, l'ho vista, almeno la prima impressione, abbastanza dinamica. Adesso vedremo alla fine della fiera quante saranno le presenze e i visitatori che hanno partecipato a questa ennesima importante fiera agricola. Io credo che l'agricoltura stia passando un momento di trasformazione. Se prima le aziende erano più o meno le stesse e producevano le stesse cose, adesso si stanno specializzando, stanno cercando di arricchire la loro produzione con dei marchi di qualità, con dei marchi di provenienza, che crea loro l'opportunità di crearsi dei mercati che fino magari a poco tempo fa a loro erano preclusi. Quindi vedo questo dinamismo molto importante. Allora, aziende che poi si innescano anche in un circuito virtuoso che è quello del turismo enogastronomico. Il Veneto davvero ne ha di tutti i tipi, perché passiamo dal mare alla montagna alla pedemontana, che è un percorso che da poco si sta imponendo. La pedemontana in particolare è uno dei territori che sta puntando soprattutto sui propri prodotti, soprattutto su quei prodotti eccezionali. Parlando solo di vino, partiamo dal Prosecco e arriviamo all'Amarone, parlando di prodotti locali, di formaggi eccezionali. E poi abbiamo questi primati su alcuni marchi DOC e DOGP che ci portano a essere leader a livello mondiale su alcune produzioni. Il turista diventa per noi un ambasciatore importante, perché quando viene a visitare il nostro territorio gli diamo l'opportunità anche di assaggiare i nostri prodotti, magari di acquistarli, di portarseli a casa, e quindi diventano dei ambasciatori eccezionali, perché il passaparola, ricordo, essere uno dei strumenti di promozione ancora oggi più importanti. Allora, stanno scorrendo nel frattempo le immagini che i nostri amici vedono da casa, realizzate dalla nostra troupe in occasione dell'edizione 2014 di Fruit Logistica a Berlino, che è l'appuntamento più importante a livello mondiale per l'ortofrutta. La Regione Veneto, come state vedendo, era presente. Allora, davvero in un modo per fare unione, perché come vedete lo stand, il Pedrocchi, la Casa di Giulietta Classici, si sono arricchiti in mezzo del nuovo stand della Regione, il Ponte di Rialto, che proprio vuole unire. Infatti, oltre che avere questa funzione di unire produttori e mercati ortofrutticoli, è quello di dare ancora una volta una importanza all'identità di questi produttori. Quindi Padova, Verona, Venezia sono i simboli anche da un punto di vista culturale molto importanti, conosciuti in tutto il mondo. A me è dispiaciuto non poter accompagnare i nostri operatori a questa fiera, ma purtroppo anche i fatti di questi giorni da un punto di vista meteorologico ci hanno impegnato fortemente qui in Veneto. Io qualche giorno fa ero sulle Dolomiti. L'abbiamo vista in mezzo alla neve. Infatti lì purtroppo il turismo e le produzioni agricole stanno soffrendo tantissimo, non solo quelli di montagna, abbiamo visto anche purtroppo in pianura avere grossissimi danni a causa di queste pesanti precipitazioni, e quindi mi dispiace non aver potuto accompagnare questi operatori, ma a volte bisogna fare anche delle scelte e in questo momento la priorità era rimanere qui sul territorio. Allora, abbiamo visto un grande successo, lo vediamo proprio da queste immagini, al di là di quello che è il discorso del business, dell'ortofrutta, proprio quella parte dedicata nello stand al turismo, all'enogastronomia, ha riscosso davvero molto interesse. Vuol dire che gli operatori internazionali che andavano per fare affari, però poi un occhio lo buttavano anche per dire: un viaggio in Veneto vale la pena farlo. Infatti, quando si parla di promozione integrata, ha proprio questa funzione di cogliere tutte le occasioni che ha il Veneto di proporsi da un punto di vista industriale, da un punto di vista agricolo, da un punto di vista di tutto ciò che il Veneto dà sulle proprie produzioni, anche di far conoscere il territorio da dove questi prodotti, da queste produzioni arrivano. Quindi l'abbinamento della promozione turistica e produttiva sta dando veramente grossi risultati, perché quando assaggiamo un vino, quando acquistiamo, che ne so, un ortaggio,
Forse la curiosità di capire qual è la storia alle spalle di questi prodotti ci fa capire che qui c'è una terra che ha migliaia di anni di esperienza. Ricordo ad esempio che in Veneto si coltivava la vigna e quindi si produceva vino ancora prima fosse scoperta l'America, quindi capite qual è la storia alle spalle di questi prodotti e il consumatore a queste cose ci tiene, viene incuriosito, lo approfondisce e poi magari viene anche a trovarci. Allora, lo ricordava lei, in questi giorni purtroppo le avversità atmosferiche hanno causato danni notevoli. Lei è stato a fare un sopralluogo, come ricordava, in montagna. La montagna veneta è un fattore importante per il turismo. Il suo auspicio è quello sicuramente che ci sarà da lavorare molto, ma bisogna risollevarsi. Per risollevarsi servono anche risorse. A me è dispiaciuto molto che il nostro Presidente Zaia sia andato a chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri Letta e gli sia stato detto non ci sono soldi, ma capita con tutti i soldi che noi versiamo ogni anno allo Stato centrale non si riesce a trovare qualche milione di euro per dare risposte immediate ai problemi che ha causato il Maltempo. Io su questo sono stato profondamente deluso. Spero che Letta ci ripensi, capisca qual è il valore del Veneto anche in termini di produzione, quindi se noi non produciamo, caro Letta, tu soldi non ne prendi più e spero che nei prossimi mesi ci sia un intervento importante per dare risposte immediate a quelli che sono stati i problemi causati dal maltempo, ma anche la possibilità di rilanciare un turismo in Veneto, soprattutto quello di montagna, che soffre di una concorrenza da parte delle province come Trento e Bolzano che sicuramente hanno molti più soldi e su questo fronte noi puntiamo i piedi perché vorremmo dare pari opportunità a tutti i cittadini. Allora, grazie all'assessore regionale al turismo e alla promozione Marino Finozzi, rimanete con noi perché Verde Nord-Est continua.